Questa sera siamo a Farra di Soligo in compagnia dell'avvocato Riponti, esperto di Medioevo veneto e non solo, e insieme a un gruppo di storici, archeologi e geofisici che si sono trovati per un obiettivo molto importante. Sono venuti da tutta Italia, da Roma, dal Piemonte, dal Friuli e anche e soprattutto dall'isola di Venezia, perché nell'isola di Venezia si trova un'altra isoletta, che è l'isola di San Giorgio in Alga, per il quale questo gruppo di storici appassionati ha in previsione un progetto davvero interessante che consta di due percorsi differenti. Sì, sono due percorsi di cui uno ci è abbastanza proprio. Vogliamo approfondire un tema estremamente interessante della storia spirituale di Venezia, conoscendo e esaminando funditus la congregazione dei canonici regolari di San Giorgio in Alga. San Giorgio in Alga è una piccola isola abbandonata di Venezia che ha avuto una storia straordinaria. Ne abbiamo trattato in un libro della collana Medievalia sulle presenze templari a Venezia e quei pochi cenni che abbiamo effettuato hanno catalizzato un enorme interesse da parte della comunità scientifica e da più parti ci è arrivata l'istanza, il suggerimento di creare uno studio vero e proprio su questa abbastanza misteriosa, se mi consentite, congregazione religiosa che, fondata nel 1404 con bolla pontificia di Bonifacio IX, rimase operativa solo fino al 1668, anno in cui fu sciolta. Però in questi 250 anni generò i più grandi teologi e i più grandi santi, si può dire, della storia veneziana, che furono i protagonisti della storia della Chiesa per tutto il periodo in cui la congregazione fu attiva. Operarono intorno alla congregazione due papi veneziani, Angelo Correr, Gregorio XII e il grande papa Eugenio IV, Gabriele Condulmer, che fu un papa di straordinaria intuizione sotto diversi profili. Per esempio la prima bolla contro la schiavitù vaticana fu redatta proprio da Eugenio IV. Vogliamo fare finalmente su questa congregazione, che ha avuto una durata breve ma ha avuto una luce spirituale grandissima, un adeguato approfondimento storico e archivistico, in particolare anche approfondendo la figura del santo della congregazione, che fu San Lorenzo Giustiniani, il primo patriarca di Venezia, che era una figura formatasi in questo cenacolo spirituale. L'idea poi successiva è stata quella di valutare se si possono creare le condizioni non soltanto per fare uno studio archivistico, ma addirittura ipotizzarne un seguito di tipo archeologico. Questa è un'idea totalmente innovativa per la quale mi sono coordinato con il comandante Roberto Padoan, che sta curando il progetto della terza colonna, progetto che si chiama Aurora, un progetto archeologico operativo che si avvale di prestigiosi studiosi geofisici oltre che archeologi, in modo tale da poter utilizzare l'esperienza che loro hanno creato con il loro progetto, tenuto conto che è un progetto che da un punto di vista storico è fortemente collegato con il periodo di San Giorgio in Alga e anche con la presenza antecedente alla congregazione in San Giorgio in Alga, la presenza templare che si ipotizza esserci stata sull'isola. Perché il progetto Terza Colonna ipotizza che oltre alle due colonne in piazza San Marco e di San Teodoro, una terza colonna sia purtroppo rovinata sul bacino San Marco, sul bacino Orseolo, e debba essere recuperata per tutto un patrimonio di conoscenze che il progetto Aurora sta cercando di portare a galla, un progetto estremamente interessante, molto complesso anche da un punto di vista tecnico, ma sicuramente di enorme interesse per la città di Venezia.